Buonasera Mirabella. Buonasera professore carissimo. Buonasera. Allora, rubo solo un minuto a questo nostro illustre ospite per portare i saluti del Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale, al quale appartiene con grande onore e spero prossimamente anche con grandi oneri la professoressa Raffaella Bombi. E il Dipartimento si interessa di molte cose, tra le quali la comunicazione. Non l'abbiamo messa nel titolo, però per noi la comunicazione è uno degli ambiti di studio e di ricerca principali. Quindi questo progetto Comunicare la salute è un progetto al quale teniamo particolarmente. Avete avuto linguisti, sociologi che vi hanno parlato di comunicare la salute, adesso avete, come si può dire, la comunicazione sulla salute per antonomasia che vi parlerà. Mia mamma dice l'ha detto Mirabella. Quando devo, Grazie. fa- quando devo fare gli esami devo farli ogni 6 mesi perché? Perché l'ha detto Mirabella. Quindi c'è un problema, adesso non so tecnicamente, qui abbiamo dei linguisti, si chiama referenzialità, autoralità, cioè Prestigio, una cosa, prestigio, una cosa è credibilità. se lo dice Zannini, una cosa è se lo dice Mirabella. Vabbè, non esageriamo però. No, non esageriamo, no, no, è un discorso terra a terra. Prima il collega Claudio Melchior ci spiegava la differenza fra comunicare, conquistare la comunicazione, informare e informare tramite la comunicazione. Io finisco qui perché non voglio rubare spazio a nessuno. Ringrazio Raffaella Bombi che ha seguito anche questo progetto. Ringrazio Vincenzo Orioles, che è il presidente del Centro per le ricerche sui linguaggi e loro applicazione, e sono molto orgoglioso che questa iniziativa venga sotto il patrocinio, l'egidia del Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale. Grazie ancora, buon lavoro e mi siedo ad ascoltarla. Molto piacere. Così giovane, così presente, bravo. È un piacere davvero colloquiare con lei. Poi ha detto delle belle cose in una lingua che mi è molto cara e con questa musicalità che avete voi quando parlate. Grazie, Grazie a lei, buon lavoro. Poi c'è un'altra persona che vorrebbe salutarti un attimo. Solo un momento per... Caro amico. C'è il problema che non riusciamo a risolvere oggi perché i pareri tot capita tot sentenze, ne abbiamo sentite oggi tantissime, ma come facciamo, con quale tecnica riusciamo a comunicare ai ragazzi di 21-23 anni di tenere uno stile di vita? Lavoriamo con didascalicamente, facciamo etica, facciamo i professori oppure suscitiamo l'emozione, facciamo l'esempio positivo, allora portiamo il grande atleta che ha fatto un suo percorso straordinario, oppure gli portiamo un esempio negativo per creare, per allontanarli, per distanziarli dal rischio. Non sappiamo che pesci pigliare. Chiediamo a te un'idea, ecco, perché più passa il tempo, già la prima parte del convegno siamo arrivati a una soluzione di scarso orientamento. Orientaci tu. Guarda, io questa mattina durante la puntata di Elisir ho avuto il privilegio, e non esiguo, un privilegio ingente di avere un servizio che avevamo commissionato, registrato e girato in una località a voi molto vicina, a Trieste. L'istituto di ricerca e studio sulla cardiologia che si chiama Cattinara. Ora, in questo meraviglioso luogo, dico meraviglioso per le ragioni che adesso spiegherò, ho visto e sentito, ho visto immagini molto belle di operatori al lavoro, di ricercatori, di medici, di scienziati che lavorano intorno all'argomento cruciale della nostra cultura contemporanea, che non è mai stato peraltro un argomento marginale, ma così cruciale non è stato mai, cioè la salute.
il tirare a campare. Il tirare a campare possibilmente bene, in armonia col creato. Può sembrare una banalità retorica, questa è una verità marginale. In realtà è una verità centrale, l'armonia del creato. Prima riflessione che scaturisce da questa esperienza mediatica. Io mi sono compiaciuto nel vedere dei volti di giovani, di ragazzi di non più di 36-37 anni, anche meno di 35, alle prese con microscopi, alle prese con attrezzature, con strumentazioni sofisticate, limpidi, solari, con lo sguardo sincero, aperto, entusiasmante, alla caccia del nemico della nostra salute, dei nemici della nostra salute. Allora mi sono riconfortato. Prima riflessione, concludo con una considerazione. Ecco, questi ragazzi studiano, continuano a studiare, fanno quello che una persona intelligente dovrebbe fare tutta la vita, studiare, non smettere mai di studiare, in luoghi diversi, con opportunità diverse, su libri diversi, con maestri diversi. Anche quando si diventa maestri bisogna studiare come ben sa Orioles, come ben sa la Bossi. Allora, seconda considerazione, sul giornale di oggi siamo stati avvertiti che se passiamo tutti a praticare una rigorosa dieta mediterranea, prima ad avvantaggiarsene sarà il pianeta, poi noi individualmente. Se noi mangeremo meglio, il pianeta soffrirà di meno. E va da sé che noi possiamo applicare questa raccomandazione nell'empirismo della considerazione spicciola e delle riflessioni spicciole. Se noi continuiamo a pretendere di mangiare carne 3 volte al giorno, non soltanto facciamo male al nostro organismo perché le esagerazioni fanno sempre male, ma pratichiamo un'economia sostenibile per il pianeta. E allora, questa seconda considerazione dovrebbe essere privilegio culturale proprio delle generazioni che voi non riuscite a correggere. Il grido il lamento di Vincenzo è condivisibile. Come si fa a circolare per le movide di tutte le città d'Italia dove scorrono gli alcolici a fiumi? Ma come? Sono così disperati? No, sono così annoiati? Ma perché? E però ci sono i giovani della Cattinara, del Cattinara che stanno a lavorare la mattina alle 5, si devono alzare, alle 6 devono alzarsi, alle 8 stanno già con l'occhio sul microscopio, non possono passare la sera a fare le movide. Dobbiamo convincerci che non noi con la ferula del maestro e con la frusta non otterremo nulla. Bisogna far capire che il fascino della dissennatezza, della dissolutezza, del buttarsi via è morto per sempre, non esiste più. Fumano soltanto gli sciagurati, bevono troppo solo gli disperati, ma i disperati non come Apollinaire o Baudelaire, gli scemi. Non fa fico bere e fumare, non è elegante, non è affascinante, è una stupidaggine. Ma questo ci vuole per capirlo tanto? No, una lieve rivoluzione culturale e perché no anche qualche sberla. Ora cerchiamo idealmente di farti vedere il nostro target, come si dice in sanscrito. Target in sanscrito. Sì. Ecco il target. Ti vedi? Sì, come no, bellissimo. Io Salutatelo. mi sono fatto molti nemici, lo so, però questo altro è soddisfare magistralmente quell'edonismo quotidiano che è bere un bicchiere di buon vino, possibilmente di friulano, e stare in armonia. Altro è buttarsi via, non è più affascinante, è da stupidi. Non si seducono le donne con la sbronza, sono finte disperazioni, squallide, tristi e tra l'altro assai fuori moda. Assai fuori moda. Quindi cominciamo a lavorare sul loro terreno proprio, perché i giovani sono meravigliosi. Guarda che hanno una forza davanti alla quale la nostra diventa solo sciocca testardaggine di vecchi. La loro forza invece è l'entusiasmo, la gioia di vivere, l'amore. Io li invidio moltissimo, ma li invidio con amore, li invidio con entusiasmo, perché ho 2 figlie giovani e quindi posso capire il loro mondo.
Sì, la dissolutezza può conquistare sì il fascino di una mezz'ora, ma sono altre le ebbrezze che mi attirano. E di che mi lamento? Quando ti puoi dedicare a una buona lettura, a un buon libro, a qualcosa, non voglio fare del paternalismo, a capire finalmente Ecco, una no cosa. al paternalismo, questa è proprio la chiave, no al paternalismo. No, assolutamente, è una sciocchezza, anche perché generalmente, me lo diceva mio padre, è bene avere conflitto con il padre, così ci si attrezza ad affrontare i conflitti della vita, perché altrimenti sei, come diceva poi aggiungendo, bofonchiando a mia madre, raccomandandole di non essere troppo invadente, se fa il prete, se fa il conservatore a 18 anni, a 50 anni fa il prete e non avevo proprio l'inclinazione, devo dire onestamente, ecco, non ero proprio portato per quel genere di lavoro. Ecco, questo io l'ho detto per diventare antipatico alla gran parte dell'uditorio. Ci sono riuscito, la cosa mi soddisfa guarda, al pubblico del mio teatro racconterò, guarda un po', gli Amores di Ovidio, l'Ars Amandi, e che vuoi di più? E spugnare quel genere di poesia, soprattutto se lo fai in latino, ti dà un'ebbrezza che davanti alla quale che puoi sedare solamente con un buon bicchiere ma in questo momento vorrei il bianco, secco, fermo, buono. Bisogna che lo esploriamo. Allora ti aspettiamo per bere un buon bicchiere di bianco qui in Friuli. Ti aspettiamo la prossima volta. Vediamoci presto. È una promessa, questa volta è andata così. Potrò essere come dire, libero e non dover affrontare le smanie di Sant'Antonio, che come voi sapete era ubiquo, è l'unico santo che stava in due posti diversi allo stesso momento. Leggere le vite dei santi è una delle cose più edificanti che ci possano essere. Così uno si tiene alla larga da certi eccessi, ma perché no? Impara anche certe belle verità. Amiche e amici, buon proseguimento di lavoro. Grazie Michele, grazie. Salute, salute. Grazie. Ringrazio i colleghi, il professor Orioles e la professoressa Bombi per avermi invitato qui in questa bellissima esperienza di sinergia fra l'università in toto, in tutte le sue componenti, docenti, personale amministrativo, studenti, istituzioni preposte alla formazione dei medici, istituzioni pubbliche. È veramente un grosso risultato e lo dico sulla base della mia esperienza personale. Da anni mi occupo di interazione medico-paziente, di formazione di medici. Riuscire a mettere insieme tutte questi enti è veramente un'operazione complessa. Io insegno, due parole, mi presento da sola, insegno sociolinguistica a Roma 3 e l'interesse per il rapporto medico-paziente e per la capacità anche di scrittura dei medici mi viene da una lontana esperienza di visiting scholar a San Diego, dove ho avuto il piacere di lavorare con quello che io considero il mio maestro di ricerca, lontano, del 1981, Aaron Sicurel, che sociologo insegnava alla School of Medicine ai medici come interagire con i pazienti e anche come scrivere. C'era un'attenzione che i linguisti allora non avevano sulla scrittura delle cartelle, sulla capacità di sintesi del medico. Questa passione che riguardava l'interazione istituzionale in ambito medico me la sono trascinata quando sono diventata docente di sociolinguistica, e il mio corso di sociolinguistica 2 è dedicato in parte, che si intitola Interazioni in contesti istituzionali, in parte al medico-paziente e in parte all'interazione in ambito forense. E oggi rifletto con voi su alcuni concetti che sono stati ispirati proprio dal programma in qualche modo. Cioè, ho cercato di mettere insieme la mia esperienza sia di ricerca che di formazione in funzione proprio di questo bellissimo progetto. Come vedete dal titolo io parlerò del concetto di health literacy, che è un concetto relativamente nuovo che si è sviluppato negli anni 2000 soprattutto in ambito anglosassone, come dice il termine, per spiegare le difficoltà che il paziente ha nel rapportarsi col mondo della salute e della medicina in generale. Il termine lo possiamo tradurre come alfabetizzazione sanitaria,
anche se così per evitare il termine inglese, e viene definito come la capacità di ottenere, elaborare e capire informazioni sanitarie di base e accedere a servizi necessari per effettuare scelte consapevoli relative alla propria salute e alla propria cura. Quali sono i fattori che determinano la literacy? Indipendentemente dalla lingua parlata dai soggetti, chiaramente è rilevante il grado di capacità di usare la lingua e di comunicare attraverso la lingua, il grado di alfabetizzazione, cioè anche il livello di istruzione, la conoscenza del contesto sanitario, la conoscenza del corpo umano, la cultura generale, l'alfabetizzazione media, l'abbiamo visto nelle relazioni precedenti, molta dell'informazione ormai passa attraverso i media, i cosiddetti nuovi media, ormai non più nuovi, e quindi capacità anche di utilizzare i media, l'età e il genere. Perché è importante l'F-literacy? Un rapporto dell'istituto dell'IOM, Institute of Medicine, ha mostrato una forte correlazione fra il basso grado di alfabetizzazione sanitaria e diverse dimensioni che hanno a che fare con la salute, e alcune poi si ripercuotono, fatto abbastanza serio, sulla spesa sanitaria che un paese ha per i propri cittadini. Innanzitutto difficoltà nell'espressione dei bisogni sanitari e difficoltà di nuovo all'adesione alla terapia. Molto spesso i medici protestano perché prescrivono un antibiotico per 5-7 giorni e però invece il paziente dopo 3 giorni lo abbandona, perché non c'è questa consapevolezza della necessità di aderire alla terapia, e questo fa parte dell'HL, cioè il literacy. Frequenza di ricoveri ospedalieri non necessari. Molto spesso i pazienti, gli aspiranti pazienti si presentano in un pronto soccorso desiderosi di un ricovero. Efficienza, tutto questo ha un'efficienza nell'uso dei servizi sanitari, perché di fronte a una mole eccessiva di aspiranti pazienti, chiamano così, anche l'efficienza dei servizi ha un decadimento, ci sono ritardi nelle cure, spesso si chiedono test diagnostici non necessari e anche visite aggiuntive, numero di prescrizioni, giorni di ospedalizzazione, stili di vita sani, e quindi di conseguenza, come ho detto all'inizio, spesa sanitaria che aumenta in funzione di un basso grado di alfabetizzazione sanitaria. Ma uno si potrebbe chiedere perché per un paziente è importante questa. Quello che abbiamo detto finora in realtà potrebbe riguardare più le organizzazioni sanitarie che il paziente stesso. L'alfabetizzazione sanitaria, un buon grado di alfabetizzazione sanitaria è fortemente correlato con quello che viene chiamato empowerment del paziente, cioè il paziente può avere un rapporto partecipato nell'interazione medico-paziente e più in generale con le istituzioni sanitarie, cioè la tradizionale asimmetria, come vedremo, che è anche nel vostro immagine, dove abbiamo il paziente in basso, va rivista proprio in funzione del concetto di empowerment. Quindi aumentare l'HL, cioè l'alfabetizzazione sanitaria, può favorire l'empowerment del paziente. E cos'è questo empowerment? È la piena consapevolezza delle scelte, il coinvolgimento personale e comunitario responsabile, partecipato nella definizione di strategie per la salute. Questa dimensione non dipende soltanto dall'alfabetizzazione sanitaria, ma ci sono fatti motivazionali, di autostima, abilità critica e determinazione ad agire. In pratica, se vogliamo dire in termini sintetici, questo empowerment è la capacità agentiva nelle scelte contingenti, cioè immediate, e quelle però a più lungo raggio, strategiche per la salute. Potremmo dire appunto che empowerment significa agency, e mi scuso di nuovo, però noi abbiamo un termine italiano che però per linguisti è veramente fuorviante, che è il concetto di agentività, dove per i linguisti agentività vuol dire qualcosa che in parte si sovrappone al concetto più ampio di agency, che è quello delle scienze sociali, che appunto che è capacità di determinare i corsi d'azione in maniera intenzionale e consapevole. Allora, il paziente può raggiungere un buon empowerment, una buona capacità agentiva all'interno dell'interazione con il medico e all'interno dell'interazione
con le strutture sanitarie. Ma se queste interazioni sono così fortemente asimmetriche, a cosa serve questo empowerment? Allora vediamo un attimo di riflettere, di tornare sul concetto di asimmetria. La simmetria sociale medico-paziente è un classico, qui insomma sono quasi imbarazzata, io sono sociolinguista, metà quindi un po' sociologa, un po' linguista, sono imbarazzata nei confronti di autorevoli studiosi di sociologia, ma dobbiamo a Parsons, il classico studio di Parsons, dove la motivazione alla simmetria nell'interazione medico-paziente è addirittura il fondamento delle società omeostatiche. Ricerche successive a carattere quantitativo hanno riconfermato l'esistenza di questa simmetria. Più di recente, in realtà, studi a carattere qualitativo e in particolare all'interno del quadro dell'analisi della conversazione hanno messo in evidenza che non è la pressione sociale esterna a determinare questa simmetria, ma in realtà viene costruita momento per momento da medici e pazienti proprio in funzione dell'obiettivo comune che è quello della salute del paziente. Quindi non è qualcosa di determinato dall'esterno, ma viene costruito attraverso l'interazione. Quindi un paziente più agentivo può avere una funzione nel modificare la struttura dell'interazione col medico-paziente, perché non è predeterminata a priori dalla struttura sociale esterna. Ricordo quello che ho appena detto, fra gli studi quantitativi c'è lo studio fondamentale di Mischler che ha avuto la possibilità di analizzare, non ricordo se quasi 3.000 interazioni medico-paziente, dove aveva trovato questo conflitto, che è molto importante, proprio sulla base di quello che abbiamo detto oggi sull'ascolto, questo conflitto fra la voce della medicina, che è la voce biomedica espressa dall'istituzione medica, e la voce dell'esperienza reale che è espressa dal paziente, che viene, secondo Mischler, espunta, questa voce dell'esperienza, dall'interazione. Questi sono però gli studi che poi l'analisi conversazionale in realtà ha messo in discussione. Sì. La caratteristica dell'analisi conversazionale, che è un approccio sociologico, che è stato marginale rispetto alla sociologia durkheimiana per poi diventare un filone molto importante, che ha fortemente influenzato la sociolinguistica qualitativa e la linguistica pragmatica interazionale. L'analisi della conversazione ha questa caratteristica di dire ai sociologi, perché i primi destinatari erano gli studenti di sociologia nelle lezioni di Sachs, che ogni minimo dettaglio dell'interazione, dalla risatina all'ispirazione, il sospiro, a chiaramente la parte verbale, è un fatto sociale e quindi tutto va studiato nei fini dettagli. E studiare l'interazione nei fini dettagli per quanto riguarda medico-paziente è appunto mostrato questa co-costruzione dell'interazione. Per quanto riguarda invece la ricerca linguistica in senso stretto, il tema della simmetria, in senso più stretto, nel senso non sociolinguistica, ma soprattutto linguistica applicata e riflessione sulle cosiddette lingue speciali, e l'interazione medico-paziente è stata vista come asimmetrica soprattutto per l'uso da parte del medico del medicalese di cui si parlava prima, no? Patrizia Cinti ha detto no, non era Patrizia, era la dottoressa Liguori che ha detto non dobbiamo aggiungere il medicalese, la fuffa del medicalese e la fuffa del burocratese, ed aveva pienamente ragione. Però appunto la linguistica che si è occupata di lingue speciali ha messo fra le diverse lingue speciali e come limite all'interazione medico-paziente proprio l'uso del gergo medico. Un gergo medico che a volte è giustificato, ma che può essere spiegato e a cui però, come ha mostrato Seriani, un importante lavoro chiamato Un treno di sintomi, spesso è accompagnato si accompagna diciamo, ai termini tecnici, ai tecnicismi specifici, quello che lui chiama l'ambito dei tecnicismi collaterali, cioè spesso il medico non usa solo i termini tecnici, ma innalza il registro, usa termini colti, dove non è necessario, perché potrebbe esprimersi in termini più piani, più colloquiali. Quello che è emerso in un progetto di ricerca in corso, i medici continuano a usare il latino, espressioni latine, spesso senza esserne consapevoli.
senza esserne consapevoli, perché fa parte del gergo medico il loro uso, ma se provano a scrivere per esempio queste espressioni hanno difficoltà a mantenere la grafia esatta e scrivono i termini come se fossero italiani, o a volte addirittura, se hanno una cultura classica, cadono in ipercorrettismi. Comunque il gergo medico è complesso, a questo gergo si aggiungono anche i forestierismi e in particolare l'uso del latino. Qual è la sollecitazione che viene dalla ricerca linguistica sulle lingue speciali? Un auspicio è stato quello della semplificazione linguistica con riferimento al movimento del plain language. In Italia abbiamo avuto autorevoli studiosi, tutta la scuola di De Mauro che si è occupato del progetto Chiaro per la pubblica istruzione, per la comunicazione istituzionale. Però non basta, certamente la semplificazione non basta, perché nell'interazione medico-paziente c'è molto di più che uso di un gergo tecnico. Il medico nell'interazione spesso segue quella che è definita negli studi di sociolinguistica internazionale una agenda nascosta, cioè il medico conosce la struttura dell'interazione, il paziente no. Molto spesso il paziente anticipa domande e il medico dice no, qui le domande le faccio io, o richieste, chiarimenti. Quindi il medico sa qual è la struttura dell'interazione e a volte la modifica. Se ha un impegno subito dopo, taglia alcune cose, va molto di corsa, e tutto questo il paziente non lo sa. Il medico ha ancora un potere per quanto riguarda la struttura dell'interazione. Per esempio, può fare delle domande a raffica, spesso i medici lo fanno, senza aspettare risposte, no? Quindi ha un potere sul tipo di mosse comunicative, il fare domande una dietro l'altra senza attendere la risposta. Ancora, il gergo tecnico è associato a una visione professionale, cioè attraverso l'uso di un linguaggio specialistico il medico filtra l'esperienza della realtà con quella che è la visione professionale. Se io incontro un amico e gli dico tira un po' giù la palpebra, mi sembra che è un moscerino, devo aggiungere, tra l'altro si chiede ma perché mi fa questo? Se un medico mi fa tirare giù la palpebra è perché dal mio colorito sospetta che ci sia una situazione di anemia. Quindi i comportamenti comunicativi, non solo quelli verbali ma anche quelli non verbali, celano una visione professionale, cioè tutta la realtà è vissuta dal medico attraverso il filtro di questa visione professionale e il paziente di nuovo non ce l'ha. È sempre così? Cioè il medico è sempre in qualche modo in una asimmetria di conoscenze rispetto al paziente? In realtà il medico con il paziente ha una condivisione di conoscenze, cioè quando si parla dell'interazione medico-paziente bisogna tener conto che il paziente porta delle conoscenze fondamentali per l'interazione e il medico altrettanto. Il medico ha le conoscenze scientifiche, ma senza l'esperienza dei sintomi del paziente, la storia personale del paziente, la storia familiare del paziente, non potrebbe procedere nella sua attività. Quindi va ricordato che nel caso dell'interazione medico-paziente non c'è una simmetria di conoscenze, ma una messa in comune di conoscenze. E questo è molto importante per il concetto di empowerment. Cioè sapere questo significa poter riconoscere il proprio ruolo nell'interazione. I medici usano il gergo, ma molto spesso lo spiegano. Qui ho un dato. È un'interazione ginecologica e usa il termine streptococco beta emolitico, poi spiega cos'è lo streptococco beta emolitico. I medici di questo corpus, che è il corpus di un collega di Perugia, Pasqua Andrea, addirittura vanno oltre. Qui spiegano il termine in parole piane del linguaggio colloquiale, a volte addirittura danno prima la spiegazione in parole di un registro colloquiale e poi aggiungono i termini tecnici, quasi con un'esigenza didattica nei riguardi del paziente, quasi per voler contribuire alla loro alfabetizzazione sanitaria.
torniamo al focus di questa, cioè abbiamo visto appunto come il paziente consapevole del suo potere e interazionale e di conoscenze a cui abbia possibilità di utilizzare questo empowerment, no? Quindi se l'interazione fosse stata pienamente asimmetrica per fattori sociali esterni, senza possibilità di modificarla nel corso dell'interazione, l'importanza dell'empowerment e della capacità agentiva del paziente non era assolutamente giustificata. Allora, torniamo un attimo ai giovani e perché appunto vogliamo immaginare nel vostro percorso formativo di dare empowerment ai giovani. Affronto un tema che è uno dei vostri temi, molto rapidamente, che è il tema dell'alcol ai giovani. In una ricerca, e mi dispiace, Mirabella ha detto delle cose adesso, io purtroppo devo contraddire alcune cose in base a dati statistici. Le ricerche, sia il rapporto dell'Istat che ricerche ancora più recenti, mostrano una diminuzione del comportamento di uso dell'alcol tipico di quelle che sono definite culture bagnate, cioè la nostra cultura, la cultura mediterranea, è una cultura bagnata perché beve alcol tradizionalmente ai pasti, mentre le culture del nord Europa vengono considerate culture asciutte perché usano assumere alcolici nel fine settimana senza l'accompagnamento di cibo. Allora, c'è una diminuzione del comportamento tradizionale da parte dei giovani per quanto riguarda l'assunzione di alcol durante i pasti, che resta per le generazioni più anziane, e invece aumenta il consumo di alcol nel weekend. Non solo, il consumo di alcol non è soltanto qualcosa di isolato per condividere la socialità con gli amici, ma diventa un gioco pericoloso. In una ricerca della Sapienza, ancora non pubblicata, sui giochi pericolosi, in cui il campione era costituito da 1500 studenti delle scuole superiori a Roma negli ultimi 2 anni, quindi più o meno il vostro target, dai 17-19 anni, un pochino più basso di età, è emerso che il 60% di studenti usava alcol per farsi bello con gli amici e lo associava ai giochi pericolosi come l'eyeballing, il binge drinking, e adesso vi spiego, tanto voi ormai sapete cos'è. Io a volte ho l'imbarazzo perché se non lo sanno i ragazzi poi imparano. E la neck nomination. Allora, binge drinking è la buffata alcolica, il bere tantissimo fino a perdere coscienza. E questo viene fatto anche moltissimo dalle ragazze con motivazioni di emancipazione sociale, cioè una lieve discrepanza, mentre prima quando eravamo in una cultura bagnata c'era una differenza tra uomini e donne, ora le donne si avvicinano moltissimo di questa generazione all'uso per emancipazione sociale, perché una donna che fuma e beve è una donna che ha dei modelli di affermazione di tipo maschile, ahimè. Sì. Allora, dicevo, il binge drinking è la buffata alcolica, l'eyeballing è una cosa che è stata inventata come un'altra cosa molto imbarazzante che vi dirò, per evitare i controlli di polizia. Cioè, la polizia controlla col palloncino la quantità di alcol nell'alito, ma se l'alcol viene immesso nel corpo attraverso il collo di bottiglia applicato sulla cornea, questo mi permette di evitare il pericolo del controllo di polizia, e si sta diffondendo moltissimo, la retina viene anche danneggiata. Voi non avete sentito nulla? L'altro, questo è l'eyeballing, l'altro è il neck nomination, questo è un gioco in rete dove si beve tantissimo alcol e si nomina uno che deve superarti, e poi il video viene messo su YouTube e quindi... Allora, cosa fare? Cioè, purtroppo c'è questo problema, voi l'avete affrontato con i vostri bellissimi video. Cosa fare? Innanzitutto aumentare, per favorire l'empowerment e per evitare che questi stili di vita non positivi si affermino, innanzitutto aumentare l'alfabetizzazione sanitaria, sviluppare una capacità critica nei confronti degli stili di vita proposti dalla pubblicità e dai media, perché nella pubblicità, adesso non è il caso di riflettere quanto la pubblicità modelli o quanto la pubblicità sia un riflesso, uno spettro, comunque
Però ci sono modelli in cui il successo con le donne, il successo in generale è associato a una sana bevuta, quindi capacità critica, dove alcol è successo, carriera e approvazione sociale, conoscenza degli effetti diretti e indiretti dell'alcol. Chiaramente l'alcol fa sta male, però provoca, quello avete mostrato voi, incidenti stradali, provoca contatti sessuali non protetti, di conseguenza questo chiaramente, perché si è meno attenti sotto l'effetto di... conoscenza del proprio corpo in termini più olistici, cioè spesso qualcuno di voi parlava del disturbi dell'apparato cardiocircolatorio, qualcuno che ha parlato in precedenza. Spesso, non solo i giovani, tutti noi abbiamo una visione in cui mente e corpo sono separati, e questo va bene, ma ogni parte del corpo è separata. È necessario sviluppare una visione olistica. Cosa possiamo ancora fare? Questo più l'aspetto interazionale, sottolineare il ruolo aggiuntivo che si può avere nel rapporto con le istituzioni sanitarie attraverso percorsi formativi dedicati, creati attraverso la sinergia di istituzioni, e quello che state facendo voi, istituzioni sanitarie e scolastiche, con strumenti in cui i giovani digitali nativi si ritrovino, come i social media, strumento di cui oggi abbiamo visto degli esempi. E per concludere vorrei dire che quello che stiamo cercando di fare oggi in realtà era già nei trattati di etica della medicina scritti per esempio nel 1565. Questo piemontese Leonardo Botallo diceva: sebbene la figura del medico sia quella di chi comanda e dispone, allo stesso modo quella del malato e di chi l'assiste sia di chi obbedisce e sopporta, unico tuttavia essere il loro scopo e il loro intento. Medici e malati tendono unicamente con la loro volontà, notate bene, e la loro azione, i pazienti con la loro azione, ad un solo scopo, la salute. Volontà ed azione non sono contrarie fra loro. Quindi dobbiamo mantenere una continuità col passato guardando verso il futuro. Grazie. Ringrazio Franca Orletti. E do la parola alla professoressa Francesca Dovetto dell'Università Federico II di Napoli, che ci parlerà di lingua e salute del corpo, della persona, della comunità. Prego, professoressa Dovetto. Grazie agli organizzatori, ma grazie soprattutto a chi è dall'altro lato, perché si sono fatte le 6:10, mi sentite, vero? E penso che come dire, la fatica si senta per tutti, e penso che soprattutto chi è proprio sul fondo e forse è l'oggetto specifico di questo incontro, cioè un modo di testare anche le cose che vengono dette, che sono state dette, il progetto, questo bellissimo progetto che è stato avviato e che ha raggiunto oramai un bel traguardo. Ecco, le persone che sono in fondo forse sono le più provate da questa lunghissima giornata in cui sono state un po' sciorinate tante nozioni su diversi piani. E poi dopo persone che in maniera molto più tecnica di me hanno parlato di questo argomento, quello che io posso aggiungere veramente è molto poco. Provo in pochi minuti a dire qualcosa anch'io ovviamente sul versante linguistico, perché come la professoressa Orletti sono linguista. La professoressa Orletti è specialista della conversazione diseguale, io sono linguista in senso forse più generale, nel senso più di base. Non sono specialista di analisi conversazionale, ho soltanto, come dire, quello che forse mi avvicina agli argomenti di questa giornata è l'essermi avvicinata da linguista con molta curiosità e con molta voglia di interazione all'ambiente medico, partendo da un interesse che in realtà era un interesse storiografico, non tanto sincronico, che poi è diventato anche un interesse sincronico per i disturbi del linguaggio. E poi nel rendermi conto, con un po' di sgomento, partendo proprio dal mio ateneo in particolare, che tutte le strutture che si occupano di disturbi del linguaggio a diverso livello, cioè quelle di supporto degli atenei, centri specializzati e così via, molto difficilmente comprendono all'interno dei team che se ne occupano il linguista.
Dico con sgomento perché se al linguista togliete il fatto che si occupa di linguaggio, forse a questo punto è il linguista che ha un problema di identità, perché si chiede, ok, allora io di che cosa mi devo occupare? È vero che la linguistica ha una colpa molto forte nella sua storia. La linguistica, tra tutte le discipline, la medicina è antichissima, lo sappiamo, tutte le medicine, tutte le scienze sono antichissime, la linguistica è una disciplina molto recente, molto giovane, nasce nell'Ottocento e quindi ha perso molto tempo nel costituire se stessa, perché nasce come ancella della filologia e quindi ha perso molto tempo a costituirsi come disciplina formale, a trovare appunto dei fondamenti su cui crescere e quindi ha per definizione rifiutato tutto quello che per la linguistica era scarto dalla norma e quindi la linguistica per 200 anni si è occupata della norma. Occupandosi della norma non si poteva occupare da un lato delle patologie e dall'altro lato non si poteva neanche occupare di una cosa invece che è al centro dell'interesse medico, sociologico, psicologico, eccetera, cioè l'individuo parlante, perché l'individualità che non era la collettività era ancora una volta rischio di scarto dalla norma. Direbbe Totò, ringraziando Dio, la linguistica è cresciuta, la linguistica ha i suoi fondamenti, non ha più bisogno di allontanarsi, non ha più vergogna, non ha più remore a occuparsi anche di ciò che non è norma e quindi adesso la linguistica, ultimamente questa è una svolta molto forte nella linguistica, si occupa del soggetto parlante e si occupa delle patologie. Detto questo, ritorno alla mia osservazione iniziale e quindi si accorge la linguistica con sgomento che è come se avesse in parte perso un treno, nel senso che non ha collaborato, non ha lavorato con chi si occupa di questi argomenti e adesso la linguistica sta cercando di se non altro dimostrare che lo specialista di linguaggio, lo specialista di lingua ha comunque titolo non alla priorità su questi argomenti, ma alla condivisione della riflessione su questi argomenti e alla riflessione su quali possano essere le strategie di verifica, di recupero e così via, cioè a essere parte, dei team che si occupano di tutto questo. In questa mia comunicazione, che vorrei fosse breve, provo a toccare pochi punti che riguardano la mia disciplina, l'interazione con le altre discipline, eccetera, partendo da tante cose che si richiamano da tanti ambiti. Questo forse è il più banale. Il più banale mi piace osservarlo perché l'etimologia fa parte del sapere comune di tutti quanti noi, nel senso che tutti quanti noi, in quanto linguisti ingenui, perché siamo tutti quanti parlanti una lingua e quindi tutti quanti conosciamo la lingua che parliamo, spesso e volentieri partiamo, discutiamo di qualcosa e ci fa piacere sottolineare l'etimologia. L'etimologia è uno strumento molto interessante per mettere in evidenza a volte dei nuclei semantici molto forti. Il linguista ovviamente riesce ad avere uno sguardo etimologico un poco più profondo, un poco più lungimirante, più lontano nel tempo, un'etimologia che è stata ovviamente tirata in ballo perché parliamo di comunicazione e comunicazione dentro a comune, famiglia semantica, eccetera, eccetera, molto ricca, ma dietro un communis, che sarebbe il cum latino, cioè del mettere insieme, e il munus, che significava dovere in carico, ma in realtà inizialmente significava dono, e quindi era un significato un poco più profondo. Appunto possiamo ancora andare un poco più indietro nel tempo per mettere in evidenza una cosa che forse nell'ambito della discussione sul comunicare ci fa piacere sottolineare. L'etimologia più antica riporta una radice indoeuropea, mei, che significa scambiare,
cioè in realtà comunicare significa scambiarsi qualcosa, mettere in gioco qualcosa, donare qualcosa, e questo ci riporta al senso molto profondo di quello che è comunicare. Prima, nella chiacchierata che abbiamo fatto sulla narrazione, le parole e così via, avevo osservato, ma penso che siamo tutti quanti d'accordo, che parliamo con tutto il nostro corpo. Le parole condiscono quello che vogliamo esprimere, a volte ne siamo bravi realizzatori, a volte meno e così via, però parliamo sicuramente con tutto il nostro corpo. Questa era ancora una volta una parte che non faceva parte della linguistica, perché ovviamente parlare con il corpo non mette soltanto al centro quella che è l'espressione linguistica, cioè quella audioverbale, quella classica, no, della linguistica tradizionale, ma mette in evidenza quelli che sono gli elementi che sono stati definiti perilinguistici e paralinguistici, quelli che la linguistica tradizionale è sempre escluso dalla sua analisi, cioè quelli paralinguistici, che sono tutti quelli che accompagnano la realizzazione di un enunciato ma appartengono ad altre semiotiche, per esempio la gestualità o la posizione del corpo. Sono tutte cose che le altre discipline sono molto attente ad osservare, noi magari un po' meno. Stiamo imparando ovviamente a osservare anche questo. La linguistica si occupa moltissimo anche di raccolte di dati, ovviamente, e raccolte di dati significa in linguistica costruzione di corpora di lingua scritta o di corpora di lingua parlata. Negli ultimi corpora, nei corpora di ultima generazione, c'è un tentativo molto diffuso di accompagnare la costruzione del corpus con i DVD degli audio o della registrazione, perché la voce, la qualità della voce è una cosa molto importante che va, come dire, presa in considerazione insieme alla, come dire, alla realizzazione, se vogliamo, alla trascrizione ortografica di ciò che è stato detto e così via. E nei corpora di ultimissima generazione anche il video, perché è importante ovviamente la postura, perché tornando appunto, ma questo non sono io che lo devo dire, siete voi che lo insegnate a me, ovviamente il modo con cui il paziente è seduto, si muove, si agita, guarda o non guarda il medico, eccetera, dice moltissime cose. E gli elementi perilinguistici sono un'altra parte della nostra comunicazione che sono stati a lungo trascurati e che invece rientrano nei nostri corpora più attuali. Gli elementi perilinguistici sono quelli che sono debolmente inquadrati nel sistema della lingua, perché sono quelli di cui noi condiamo tutti i nostri atti linguistici. Per esempio, io parlando, sicuramente, forse non è questo il contesto, perché è un contesto molto formale, ma in una conversazione, quindi in una dinamica conversazionale, per tenere il turno posso allungare vocalizzando. Questo allungamento è un allungamento che la dice lunga sul mio ruolo all'interno della conversazione, perché io non voglio perdere il turno e quindi lo sto mantenendo, oppure cenni di assenso e così via, interiezioni, che sono appunto elementi molto importanti, insieme anche ai profili prosodici. Tutto questo nei corpora di ultima generazione viene contemplato, perché ci sono delle annotazioni specifiche che permettono di osservare anche gli elementi perilinguistici. Il silenzio. Il silenzio, che potrebbe paradossalmente essere assenza di comunicazione, a volte è stato detto è la più felice delle comunicazioni. Ci sono esempi letterari splendidi che forse le piaceranno, ma sicuramente li conosce. C'è la dichiarazione d'amore di Nikolai Levin-Nakkitti, che è fatta tutta di iniziali di parole, dove loro si guardano negli occhi e scrivono su una tavola con un gesso le iniziali di complicatissime frasi, e alla fine si guardano negli occhi e lei fa: ho capito. In questa lunga conversazione lui aveva addirittura chiesto se il giorno dopo poteva andare a parlare con i genitori di lei per chiedere la sua mano. Ed è veramente emozionante vedere come appunto il silenzio, la condivisione
delle enciclopedie, del parlante, le inferenze, le attese, riesca a condire una conversazione muta. Quindi il silenzio è interessante, ma il silenzio è interessante anche nella patologia, perché un silenzio, ovviamente una conversazione patologica può essere anche fatta di solo silenzio. Nella mia piccolissima esperienza ho lavorato sul parlato di pazienti schizofrenici e abbiamo avuto il problema della annotazione dei silenzi, che normalmente nei corpora di parlato vengono annotati in una modalità soltanto, cioè si segna pausa. Ci siamo resi conto che i silenzi in questo tipo di comunicazione erano importantissimi e quindi andavano diversamente annotati a seconda della loro lunghezza. Dicevamo prima dei gesti che possono essere espressivi, illustratori, regolatori, ma anche simbolici, sono tutti molto importanti. A iniziare dai gesti che condiscono la normale conversazione. Io credo di appartenere a una categoria di persone che non può star ferma con le mani, cioè io sento di parlare anche con le mani, gesticolando, difficilmente, con più difficoltà riesco a parlare stando seduta, normalmente faccio lezione camminando. Spesso mi dico che se mi fermo è come se si fermasse anche il mio pensiero. Faccio qualche volta questo tentativo, questo piccolo esperimento anche con i miei studenti, quello di parlare tenendo le mani ferme dietro la schiena e rimanendo con l'intenzione, perché lo dobbiamo pensare altrimenti non ci riusciamo, di non muoverci. Non riusciamo a essere altrettanto spontanei se siamo immobili, perché abbiamo bisogno che il corpo contribuisca, che il corpo si senta presente all'interno dell'evento comunicativo. E poi i gesti possono essere appunto un po' come l'assenza di comunicazione audioverbale, possono sostituire, i gesti simbolici possono sostituire l'evento comunicativo e sono anche culturalmente codificati. Alcuni sono standard e universali. Se io adesso faccio così e dico che come decifrare la lingua è uno stile di vita, insomma sapete che mi sto riferendo a Wittgenstein e sapete che ho messo le virgolette. Alcuni, per esempio, questo è un gesto tipicamente napoletano che non so se conoscete, è il gesto di diniego, che è fatto con la punta delle dita che scorre sul mento, attenzione però, perché è accompagnato da un click della lingua che è un click lamino-dentale, non apico-dentale, cioè la punta della lingua che batte contro gli alveoli dei denti e fa, non so se lo sentite, che non è quello che si usa per il richiamo degli animali nel cortile, che quello invece è apico-dentale, cioè la punta della lingua contro i denti, non contro gli alveoli dei denti. Un napoletano non farebbe mai, c'ha la zeppola, c'ha qualcosa che non va, ok? Il gesto, quello sprezzante di diniego, è lamino-dentale, ok? E sono culturalmente codificati. D'altra parte, culturalmente codificato è il bacio, ok? È un bacio che può essere dato in vari luoghi del corpo, dato per vari motivi, d'accordo? Questo sicuramente, chissà se è d'amore, un amore particolare, ok? Il bacio mafioso ovviamente è tutt'altra cosa. Questo è un breve accenno a quelli che vi dicevo essere gli elementi perilinguistici che meritano anche questi di essere studiati, ok? Di cui sono comunque condite le nostre conversazioni. Però, ritornando a quello che dicevamo prima, soprattutto sono di parole che sono intrise le nostre operazioni cognitive, i nostri affetti, le nostre capacità di progettazione, produzione di oggetti, qua ci sono le virgolette, attività non verbali, oggetti della vita quotidiana, delle arti più suggestive e innovative. Il nostro pensiero passa per parole. Quando prima dicevo è difficile, come dire, cioè giustamente sono stata anch'io corretta, le parole sono un filtro, non sono un limite, ma sono un filtro.
riflettiamo su qualcosa e il nostro pensiero va avanti, ok? Ci ritroviamo a un certo punto ad avere raggiunto un certo punto, diciamo, della nostra riflessione. Se ci fermiamo e proviamo a fare il percorso all'indietro di come siamo arrivati a quel punto, ci rendiamo conto che ci siamo arrivati sempre attraverso parole, sempre attraverso associazioni di parole. È un pensiero profondamente linguistico. Dice sempre De Mauro che tra il silenzio delle cose e l'universale validità dei più rarefatti simboli algebrici, le parole di ogni giorno aprono a ogni essere umano uno spazio che ha configurazioni diverse dall'uno all'altro popolo e gruppo sociale, e perfino anzi da persona a persona. È lo spazio della dicibilità ed è quello che secondo me va, come dire, difeso in maniera veramente profonda. Ai limiti estremi dell'orizzonte del dicibile sta la possibilità di prestare un senso alle cose silenti e di raccordare alla concretezza e alla quotidianità le simbologie più astratte. Le parole possono darci questo perché sono un sistema di natura assai particolare, un sistema capace di mettersi in discussione, disfarsi e rifarsi di continuo, perché sono appunto un sistema transsistemico. L'altra cosa importante è che la parola è fatta, nelle nostre culture ovviamente, nella nostra tradizione, è fatta soprattutto di voce. E nella voce, come dicevo anche prima, c'è la nostra identità di parlanti. La voce è una cosa preziosissima perché diamo una serie di indicazioni con la nostra voce, diamo indicazioni relative al sesso, all'età, incredibilmente, anche se in senso, come dire, meno preciso, anche il peso, nel senso che la nostra voce è la nostra carta d'identità. La nostra voce è chiaramente identificabile, ovviamente con dei limiti, perché ci sono dei range, come voce femminile o maschile, come l'emozione è chiaramente riconoscibile. Ancora non si sa quali sono i correlati acustici delle emozioni. Ci sono degli studi molto belli in proposito che vengono fatti ed è un settore nel quale la linguistica attualmente sta lavorando molto. Però è vero che noi siamo in grado di riconoscere con buona approssimazione le emozioni che sono dentro una voce, pur non essendo ancora in grado di stabilire esattamente quali sono i correlati che si associano a una voce felice, a una voce triste, a una voce noiosa e così via. Perché appunto il portato della nostra identità è depositato nella voce. Questa immagine un po' curiosa che vedete, che ho messo così giusto per un vezzo, è la prima rappresentazione simbolica che si ha della voce e che è carino notarlo, ha un cuore alla base, un cuore con 3 ventricoli secondo la dottrina aristotelica. Questa immagine si trova nella Basilica Ravennate di Sant'Apollinare in Classe del VI secolo d.C., perché i saperi dell'epoca dicevano appunto che la voce era soffio che partiva dal cuore e poi passava per la trachea e andava a colpire il cuore del destinatario, cioè la parola era un passaggio da cuore a cuore. Ok? E va bene, qua si pensava ci fosse una cornucopia, in realtà questa è la trachea, è una rappresentazione della trachea. Poche parole ancora e vado verso la conclusione. Quindi comunicazione che procede da cuore a cuore, comunicazione che esprime la nostra identità di parlanti, perché la lingua è vita. E ci siamo noi dentro nella maniera più assoluta. Questo era quello schema che era stato richiamato all'inizio, che è lo schema della comunicazione, è il circolo della parola sussuriano, e in realtà si vede proprio quel circolo che era stato richiamato prima, cioè non una comunicazione che da un soggetto va a un altro, ma un circolo che comprende 2 soggetti e un ritorno ovviamente all'emittente. Vi volevo dire in chiusura 2 cose, mi fermo soltanto un attimo su questi dati che avevano a che fare con lo stato di benessere in uno studio su letteratismo e abilità della vita, in cui si vedeva come il titolo di studio e i patrimoni culturali iniziali avessero effetti che in qualche modo si prolungano nel corso della vita e condizionano la performance e di conseguenza anche lo stato di benessere. Era stato condotto in questo modo: per valutare lo stato di benessere era stato chiesto agli intervistati di indicare quanto fossero soddisfatti del loro stato di salute e il risultato è che generalmente la popolazione si ritiene soddisfatta del proprio stato di salute.
gli uomini un poco più delle donne, e forse su questo anche c'è da riflettere. Salto su questo, mentre volevo, in realtà questo lo voglio soltanto porre a voi come un quesito, io non ho risposta. Se si mette in relazione lo stato di salute col punteggio raggiunto dalla popolazione nelle 5 fasce d'età, si nota che i punteggi ottenuti, cioè quindi il livello di performance raggiunti da chi gode di ottima salute, sono più alti, questo ci pare ovvio, di chi si dichiara di avere una salute scarsa o discreta. Questo andamento, che è chiaro nella popolazione di mezza età, invece non è altrettanto chiaro per la popolazione più giovane, che raggiunge invece punteggi più alti nella fascia che dichiara di avere una salute scarsa. Su questo io risposta non ho, ma forse voi avete una risposta. Tra le condizioni che contribuiscono alla buona resa della performance e al benessere ci sono cose appunto che hanno a che fare col raggiungimento del titolo di studio, mantenimento di una certa come l'avevamo chiamata prima, cultura, no? Tradizione culturale eccetera, ma anche appunto l'uso delle nuove tecnologie. Penso di aver abusato sin troppo della vostra pazienza. Scusate che vedete scorrere adesso davanti a voi delle slide sulle quali mi sarei voluta fermare, sono le cose delle quali la linguistica adesso ha iniziato finalmente a occuparsi, e sono quelle per le quali noto con sgomento che difficilmente i team che se ne occupano comprendono, quelli ufficiali comprendono linguisti. Per esempio noi all'Università di Napoli abbiamo un centro che si occupa di disabilità del linguaggio, e all'interno c'è l'ingegnere informatico, giustissimo, psicologo, psichiatra, giustissimo per carità, ma manca il linguista, e che forse diciamo nella costruzione dei test, se non altro, e così via, potrebbe avere diciamo una voce in capitolo. Vi voglio soltanto mostrare all'interno di un centro interdipartimentale della Federico II, che si chiama Centro Interdipartimentale LUPT, che è il Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione Territoriale. Non vi lasciate fuorviare dal titolo, in realtà è un megacentro che ingloba al suo interno altri centri, infatti ne fanno parte 15 aree di ricerca, 9 centri di studio e strutture di valenza strategica di varia complessità, e ospita al suo interno anche l'Europe Direct, che è un altro centro di ricerca europea. L'ho ospitato per 4 anni, probabilmente lo ospiterà per altri 4. All'interno di questo centro di ricerca ho avuto l'opportunità di poter aprire 2 settori di ricerca che si occupano, uno di retorica del testo e di pragmatica della comunicazione, ma quello al quale tengo di più e che ci tenevo comunque a presentarvi è un centro all'interno dell'Europe Direct che si chiama LISA, cioè se avete più o meno scorso questa slide, l'Europe Direct, all'interno di Europe Direct c'è l'ISA, Lingua e Salute, che poi aveva dato il titolo a questo mio intervento, cioè Lingua e Salute del corpo, della persona e della comunità, nella profonda convinzione che la lingua, intesa come sistema di comunicazione, sia una delle basi, una delle radici del nostro benessere, ma lo abbiamo visto prima anche dai dati che sono stati appunto estratti, della persona stessa, del proprio corpo, se badiamo a tutte le patologie eccetera, ma della persona, del suo benessere, come dire, anche interiore, e anche della comunità. Se pensiamo a un momento molto difficile come quello nel quale viviamo, che è un momento di incontri e scontri di culture che sono oramai arrivati al punto che devono necessariamente trovare una forma di partecipazione condivisa, e ovviamente questo può avvenire soltanto all'interno della condivisione anche di un sistema di comunicazione condiviso. E all'interno di questa struttura appunto questa è una linea strategica, in realtà non è un centro, con questa piccola unità abbiamo iniziato a costruire degli eventi. Uno è stato un evento molto interessante che si è condotto in una grande piazza di Napoli, si chiama Futuro Remoto, è un evento che ha luogo ogni anno a Napoli, sponsorizzato dalla Città della Scienza. Forse ne avrete sentito parlare della Città della Scienza, che è stata una delle come dire, uno degli incubi
ecco, della parte difficile della città nella quale vivo, perché è un meraviglioso centro di ricerca aperto ai ragazzi che è andato bruciato per motivi ovviamente di camorra e che adesso si sta tentando di ricostruire. L'anno scorso c'è stata questa iniziativa bellissima perché il comune e l'università hanno sponsorizzato questa iniziativa che non poteva essere tenuto nel Science Center perché era andato distrutto, e quindi si è tenuta nella piazza più grande di Napoli. Abbiamo avuto dei padiglioni all'esterno e tutti i centri di ricerca di Napoli e non solo di Napoli hanno contribuito mandando i propri ricercatori, studenti eccetera per creare un evento di scienza aperto alla cittadinanza. E all'interno di questo centro di questa iniziativa abbiamo presentato un esperimento sul riconoscimento delle emozioni e un esperimento di lettoscrittura con i sistemi digitali eccetera, incontrando i ragazzi. Devo dire ha avuto molto successo ed è stata un'esperienza molto divertente. Questa è la professoressa Chiusaroli che vedete qui, sono stata prima identificata con lei, è una collega carissima di Macerata con la quale tra l'altro ho costruito questo evento e che è parte ed è partner anche di questo centro. Bene, io concludo ringraziandovi della vostra pazienza e ribadendo l'importanza appunto della voce e della parola, perché nella voce e nella parola che appunto ci mettiamo e ci offriamo in condivisione con il nostro interlocutore, mettendo in questa condivisione con il nostro interlocutore in ogni caso, come prima è stato così bene sottolineato, noi stessi. Grazie. Ringrazio Francesca Dovetto e Franca Orletti per queste due belle relazioni conclusive di una giornata molto bella, molto stimolante, che spero apra nuovi progetti, nuove idee. E prima di chiudere vorrei ringraziare tutti i relatori della giornata, vorrei ringraziare tutti gli studenti che fino all'ultimo hanno resistito, in particolare tutti gli studenti della Scuola Superiore dell'Ateneo di Udine che sono qui obbligati, ma insomma vi ringrazio. E vorrei prima di chiudere dare la parola al professor Orioles per un saluto di chiusura, ma per chiudere vorrei chiamare Valeria Franco un attimo qui. Valeria, venga, un saluto conclusivo da parte tua, mi farebbe molto piacere. Vabbè, ringrazio insomma i ragazzi che sono arrivati fino alle 18:41. Dopo questa lunga maratona che ha intersecato, diciamo, sia argomenti un po' più semplici, sia argomenti un po' più difficili, magari affrontati non proprio in maniera lineare, perché chiaramente doveva essere un assaggio un po' di tutto quanto. Spero che se ci sarà appunto un proseguo di questo tipo di progetto, di vedervi partecipanti e co-costruenti il nostro tipo di progetto, visto che abbiamo parlato molto spesso di dinamiche di questo tipo. E spero insomma di riuscire, che riusciremo tutti quanti, anche grazie ai suggerimenti che sono arrivati dai vari relatori oggi, a poter formulare il progetto dell'anno prossimo in maniera più puntuale e più corretta, appunto rendendoci anche conto dei nostri limiti, chiaramente, perché anche questo fa parte del gioco di progettare in maniera dialogica. Ecco. E a proposito di voce, adesso la mia voce vi comunica la mia ansia, perché chiaramente non mi aspettavo di dover parlare. Ecco. Allora grazie a tutti e buona serata.